chiaro che come istituzioni noi siamo sempre stati e lo saremo a fianco dei lavoratori e di questa vertenza che colpisce un'azienda fondamentale per il nostro territorio. Il lavoro che è stato svolto in questi mesi direi che è stato un lavoro per certi aspetti proficuo, nel senso che la Regione ha raccolto una serie di nostre istanze e ha dichiarato la nostra area un'area di crisi semplice, ma questo ha un valore altissimo, nel senso che ci dà la possibilità di essere presenti e avere dei vantaggi su tutta una serie di situazioni di carattere di sviluppo economico, finanziario, eccetera. Quindi questo è stato un grandissimo risultato. Non so quelle che potranno essere le ricadute, ma sicuramente una situazione di vantaggio. L'aspetto di Floramiata in sé per sé è una vicenda molto complessa, complicata, che sta vivendo in questo mese che ci vede davanti, diciamo, quello che sarà poi l'epilogo vero della situazione. Il fatto che ci sia una seconda asta è una cosa, diciamo, prevedibile, poteva essere prevedibile visto come è il mondo, diciamo, delle aste in Italia, che si aspetta sempre qualcosa per un ribasso. Noi ci auguriamo che vengano messe in condizioni tutte quelle cose legali che possono essere fatte per agevolare e avvicinare tutti coloro che hanno mostrato interesse. Agevolare il più possibile sempre nell'ambito della legalità, formulando flessibilità e situazioni in maniera da dare uno sbocco alla possibilità di un'acquisizione dell'azienda, che sia, l'augurio è quella che si trovi un compratore tout court, che si possa partire da una base d'asta magari più favorevole o comunque da una concertazione di situazioni più favorevoli, ma dare una definizione di proprietà. Poi è chiaro che di fronte poi a scenari, a situazioni di qualsiasi altra natura, andranno viste volta per volta quello che si potrebbe prefigurare.